Quarta corsa è un miglio riservato ai gentleman, non corre Wisconsin Vol numero 7. Lo schieramento: 1 Urbe del Ronco, 2 Uragano del Pino, 3 Assia Luis, 4 Silverado Lux, 5 Vortice d'Amore, 6 Zumba Piz, seconda linea 8 Zosca Etoile. In chiusura Uragano del Pino e Vortice d'Amore, i due più attesi. Ancora un centinaio di metri allo stacco. Al via Uragano del Pino, veloce, ma è veloce anche Silverado Lux che cerca di sorprenderlo, veloce all'esterno anche Zumba Piz, poi Vortice d'Amore. Si è avvantaggiato intanto Silverado Lux, si è accodato in seconda posizione Uragano del Pino, all'esterno c'è Vortice d'Amore insieme a Zumba Piz. Zumba Piz insiste, ma rimane per il momento in terza ruota perché Vortice d'Amore rientra con la curva e poi ora sulla retta delle scuderie. Rimane ancora in terza Zumba Piz, se ne vanno 400 metri particolarmente veloci in 28,9. Silverado in vantaggio, Uragano del Pino in seconda posizione, all'esterno c'è Vortice d'Amore con in terza ruota Zumba Piz, prende la via del largo anche Zosca Etoile, lungo la corda invece c'è Urbe del Ronco. Se ne vanno i 600 in 44,3. Vortice d'Amore all'esterno di Uragano del Pino, avvicina ora Silverado Lux che cerca di rallentare dopo il primo strappo violento. Gli 800 se ne vanno comunque in 58,9, ancora 14,6 davanti alle tribune. In seconda posizione si mantiene Uragano del Pino. Corsa dura per Vortice invece all'esterno fin dalle prime battute, il chilometro completato dalla testa in 1,14,6. Uragano del Pino in seconda posizione, Vortice d'Amore all'esterno, poi Urbe del Ronco lungo la corda, a largo anche Zosca Etoile, poi Assia Luis che chiude, cede intanto e poi sbaglia Vortice d'Amore, mentre Uragano del Pino si appresta già a spostare all'esterno all'attacco della curva finale, va su Silverado Lux, costretto nuovamente ad accelerare. Uragano del Pino attacca e copre interamente Silverado Lux all'ingresso in addirittura d'arrivo. Ultimi 150 di gara con Uragano del Pino che si avvantaggia a centropista. Uragano del Pino si stacca nel finale, vince contro Silverado Lux, mentre per il terzo sul palo è il numero 8 Zosca Etoile che ha ragione degli avversari. 1,14 netto il ragguaglio conclusivo, 29,2 a chiudere. Patrick Romano con Uragano del Pino a segno. Silverado Lux al comando, ha cercato di difendersi fino all'ingresso in retta, ma Uragano del Pino ovviamente coperto in corda per tutto il percorso ha potuto sfruttare le sue migliori energie nel finale per venire a vincere anche piuttosto nettamente. Il successo per Uragano del Pino, Nicola Bortolotti al training, Patrick Romano in sediolo, scuderia Rafa Pat.